Buonasera, buonasera, benvenuti in questo luogo splendido. Io mi chiamo Giampaolo Cerri, faccio il giornalista per un mensile, per un portale che si chiama Vita e che ha tante volte intervistato il professor Ferro, quindi per me è davvero un onore essere qui in questa 7ª edizione del premio che lo ricorda, un premio che è all'innovazione nell'economia sociale. Siamo alla 7ª edizione, quindi Fondazione Cariparo, Fondazione Zancan hanno questo grande merito. Prima vi devo confessare evidentemente un po' di blocco emotivo per essere in questo luogo davvero stupendo, perché giorni fa, riguardando il Bo, dove sono venuto molti anni addietro perché dirigevo un giornale che si occupava dell'università, ho rivisto le famose foto dell'inaugurazione dell'anno accademico in cui Concetto Marchesi parlò da questo podio e mi ha colpito vedere che è esattamente come allora. Quindi supererò questa emozione perché è legata insomma alla storia del nostro paese, per consegnare un piccolo ricordo nostro personale di giornalisti che si occupano di sociale. Io quando sono arrivato a Vita nel 2000 ricordo che quando capitava di intervistare il professor Angelo Ferro era un momento di accrescimento di tutti noi giornalisti che trattavamo il sociale, il non profit, perché in Angelo Ferro c'erano visioni di futuro, no? C'era questa capacità di essere filantropo, economista, uomo che costruiva fattivamente le molte cose che poi ha lasciato dentro di sé. Quindi ricordo che quando il giornale allora era settimanale, stava per andare in pagina con una intervista del professor Ferro, nella piccola redazione milanese si andava a vedere tutti cosa aveva raccontato. Nell'archivio digitale ce ne sono ancora delle testimonianze quando aveva creato OIC, però ecco, questo è davvero un momento importante e grazie quindi a Fondazione Cariparo, a Fondazione Zancan di averci permesso di essere qui. Mi corre l'obbligo di salutare, oltre voi siete in molti in quest'aula magna, anche chi ci segue da casa, c'è uno streaming e quindi grazie a chi ha la bontà di seguire questo momento importante, perché come ricorderete la formula del premio è quella di individuare delle realtà sociali che appunto innovano l'economia sociale, portano un contributo di innovazione. Tra l'altro io in questi giorni sono a Padova al Green Park col forum del terzo settore, saluto Vanessa Pallucchi che è in prima fila, dove si parla molto di innovazione sociale e sicuramente Angelo Ferro è un uomo che su questo ha fatto, detto, scritto, costruito tanto. E ricordo una frase che ho letto quando lui diceva proprio che non basta fare le cose buone, ma occorre farle in maniera efficiente, perché quella mancanza di efficienza nel fare le cose buone voleva dire che ne facevamo di meno, se ne costruiva di meno e quindi era un richiamo continuo a che anche il bene fosse fatto con attenzione, con cura. Qui, dopodiché, davvero me ne taccio, non voglio togliere spazio agli interlocutori autorevoli che fra poco prenderanno posto, ma innanzitutto invito il segretario generale di Fondazione Cariparo, dottor Roberto Saro, a portare i suoi saluti. Prego. Beh, in effetti è un pulpito abbastanza incombente, per cui è abbastanza di suggezione. Buonasera a tutti, a tutte, benvenuti, grazie da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova Rovigo. Siamo molto felici che l'Università e la magnifica elettrice abbia accolto il nostro invito per ospitare questa manifestazione in questa incredibile aula magna e un saluto anche a tutti coloro che ci stanno seguendo via streaming.
Vi porto il saluto del professor Muraro, lui è veramente un soggetto importante del Premio Ferro, lo sta portando avanti con passione, con impegno, con personale dedicazione. Purtroppo oggi un inconveniente lo tiene distante da questa cerimonia e comunque è senz'altro vicino a noi e i suoi saluti sono rivolti a tutti. Voi sapete che questo premio è promosso, è organizzato dalla Fondazione Crea di Parro, ma non siamo i soli a portare avanti questo premio per l'innovazione nell'economia sociale, che è appunto giunto alla 7ª edizione. Innanzitutto va considerato e citato l'importante sostegno di Intesa San Paolo, che è un partner prezioso di tante nostre iniziative sul territorio, ed è oggi qui presente il Presidente Emerito, nonché Presidente della giuria del premio, il professor Giovanni Bazzoli, che ringraziamo per la sua presenza, e ci sarà anche un intervento che mi seguirà da parte di Cristina Balbo, che è direttore regionale Veneto Ovest e Trentino Alto Adige di Intesa San Paolo. Vorrei anche ringraziare e sottolineare l'importante ruolo della Fondazione Emanuele Zancan, che di fatto è il motore operativo, fa coordinamento generale e segreteria tecnica del premio, e da questo punto di vista ci sarà poi l'intervento del professor Presidente Tiziano Vecchiato, che appunto racconterà anche come il premio quest'anno si è sviluppato nelle sue caratteristiche importanti. Cito velocemente 3 patrocini importanti. Uno è l'ACRI, l'associazione di categoria delle fondazioni e casse di risparmio italiane, CSVNet, di cui saluto la Presidente Tomasini, non so se sia arrivata, forse no, però la salutiamo ugualmente, e il Forum Terzo Settore, e qui saluto la portavoce, la dottoressa Vanessa Pallucchi. Grazie quindi di essere qui. Prima di lasciare la parola a Cristina Balbo, volevo dare un benvenuto speciale ai protagonisti di questa cerimonia, cioè le 5 realtà finaliste che oggi si contendono il Premio Ferro. Un complimento, non sappiamo ancora chi sarà il vincitore, ma senz'altro complimenti per essere arrivati in finale. I progetti sono veramente distinti dal punto di vista proprio dell'innovazione e della capacità di risposta a esigenze particolari del territorio, e quindi un forte e sentito in bocca al lupo. Grazie. Grazie a lei, segretario generale Roberto Saro. E appunto ha preannunciato già la presenza di Cristina Balbo, dottoressa Cristina Balbo, direttore regionale Veneto Ovest e Trentino Alto Adige, Intesa San Paolo. Prego. Io approfitto per ricordare che stiamo parlando di una banca che ha una grandissima vocazione sociale e che spesso ci capita di raccontare dalle nostre colonne per i progetti che sostiene. Prego, dottoressa. Grazie e buonasera a tutti. Sì, ringrazio anche per la premessa, perché è vero, la nostra banca crede e investe tantissimo in tutto quello che è il supporto per il sociale. Infatti sosteniamo il Premio Ferro fin dalla prima edizione per tanti motivi, e io tra l'altro sono molto orgogliosa di rappresentare la banca, perché ho conosciuto il professor Ferro, abbiamo fatto tanti anni fa dei progetti che allora erano veramente visionari, perché fra le tante qualità aveva veramente una grande visione. E come il tema del sociale è un tema, ahimè, sempre più attuale, perché con il momento anche economico che stiamo vivendo non si può non avere attenzione verso il sociale. Lo fanno le imprese, lo fanno un po' tutte le imprese, perché devo dire che noto da parte di tutte le imprese una maggiore attenzione e investimento sui temi del sociale, ma le imprese sociali ovviamente hanno un ruolo molto importante e crescente per il nostro sistema. Come banca investiamo molto, crediamo molto in queste cose. Ad esempio abbiamo una divisione che si occupa esclusivamente del terzo settore, proprio per poter seguire il terzo settore in maniera dedicata, con strumenti e con soluzioni dedicate. E il nostro piano di impresa ha una parte importante dedicata a tutto quello che noi chiamiamo impatto sociale, impatto ambientale, impatto culturale. Una parte del nostro piano industriale che prevede lo stanziamento di una parte importante del patrimonio della banca, e poi lo facciamo sostenendo progetti di territorio e non solo di territorio come questo, perché il premio di questa sera si svolge a Padova, ne siamo contenti, ma non riguarda soltanto il nostro territorio. Quindi io mi fermo qui, auguro buon lavoro, complimenti alle finaliste e grazie a tutti.
Grazie a lei, dottoressa Balbo. Adesso devo richiamare il segretario generale Roberto Saro, però ci mettiamo in una location più comoda perché il segretario generale ci parla proprio del premio. Dottore, prego. Sì. Bene, eccoci qua. No, appunto, dobbiamo presentare un po' il premio di quest'anno, insomma, Innanzitutto una domanda che ci siamo fatti, no? Perché questo premio, no? Quindi su quali basi parte, su quali considerazioni sono state fatte all'epoca, 7 anni fa, proprio per organizzare e dare visibilità a alcune progettualità. Perché? Perché ci troviamo di fronte a una società che è ricca di disuguaglianze, ha bisogno di affrontare problemi che spesso il pubblico non riesce ad affrontare in maniera efficace, e quindi una serie di azioni che possono essere portate avanti dal terzo settore, dalle imprese sociali, dal volontariato in genere, che di fatto è in grado, e per vicinanza di territorio e per conoscenza concreta, reale, diretta con le problematiche che investono la società, i più deboli, le persone con difficoltà di vario genere, era giusto e doveroso trovare un sistema per valorizzare questo impegno, queste risorse e dare loro anche la giusta visibilità. Da questo punto di vista mi ricollego un po' a quello che lei diceva del professor Ferro, cioè il fatto che lui cercava veramente l'efficienza, l'efficacia nelle azioni legate proprio anche ad attività del terzo settore, del volontariato, dell'associazionismo. Effettivamente trovare nuovi metodi in cui l'innovazione, la capacità di affrontare tematiche, problematiche nuove o comunque attraverso modalità più efficaci, più efficienti. Mi pare che il professor Ferro fosse molto attento che le risorse, perché limitate, fossero impiegate al meglio, quindi qualsiasi innovazione che andasse in questa direzione era evidentemente un successo per. Quindi ecco, il premio ha queste caratteristiche, il fatto di dire che i servizi anche del terzo settore del volontariato possono essere fatti con elevato livello di efficienza, e quindi il premio cerca anche di trovare e valorizzare laddove ci sono progettualità in cui queste caratteristiche sono elementi particolari, specifici e quindi oggetto di valorizzazione. Il tema dell'efficienza riguarda non solo nel modo di elargire i servizi, quindi affrontare con efficacia le tematiche, ma anche in maniera anche efficiente la gestione, e qui richiamo proprio la visione economica di Angelo Ferro, era quello proprio di avere quel coordinamento tra entrate e uscite, quell'efficienza, quell'equilibrio gestionale che poi consente alle organizzazioni di essere in grado di essere sostenibili nel tempo, e la sostenibilità diventa un elemento importante. Quindi le idee sono un po' queste, il premio vuole di fatto portare avanti le tematiche che appunto erano alla base di queste riflessioni, e in questi 7 anni di attività devo dire che le candidature ma anche le organizzazioni che sono state premiate hanno veramente portato elementi proprio di innovazione, di eccellenza e di capacità di risposta alle esigenze del territorio in maniera totale. Quest'anno alcuni dati: nel 2023 sono pervenute 295 candidature, ben superiori a quelle degli ultimi 2 anni. Quindi questo conferma che in effetti il premio diventa sempre più consolidato e importante a livello nazionale. Da dove vengono queste candidature? Uno si potrebbe pensare che, essendo qui a Padova, ci fosse la maggioranza di candidature Veneto. È vero, relativamente il Veneto ha presentato candidature del 22% circa, seguite dall'Emilia Romagna e Lombardia,
ma ci sono forti presenze da parte di un po' tutte le regioni italiane, per cui effettivamente la visibilità e l'apprezzamento di questo premio sta avendo appunto una importante rilevanza a livello nazionale. 7 anni, uno potrebbe dire, ma potrebbe essere già una iniziativa che potrebbe avere un po' il segno del tempo, invece proprio questi numeri ci confortano per confermare il fatto che è una iniziativa interessante, attrattiva e le risposte che appunto sono pervenute ci confortano per proseguire in questa direzione e in questa prospettiva. 2 parole sulla giuria, che volevo ringraziare per l'impegno e la dedicazione e l'attenzione che hanno rivolto all'esame delle candidature coordinate e supervisionate dalla Fondazione Zancan, che ha avuto anche il compito di fare l'analisi tecnica dei vari progetti. Cito in ordine alfabetico Andrea Cavagnis, presidente dell'Opera Immacolata Concezione, Stefano Consiglio, neonominato presidente della Fondazione per il Sud, Giuseppe De Rita, presidente del Censis, Maurizio Ferrera della Università Statale di Milano, Elena Granaglia, Università Studi 3 di Roma, Gilberto Muraro, presidente della Fondazione nonché espressione di Università di Padova, Vanessa Pallucchi, presidente del terzo settore, Romilda Rizzo, Università Studi Catania, Chiara Tomasini, presidente di DCS VUNET, Tiziano Vecchiato, presidente della Fondazione Zancan, Stefano Zamagni, Università Bologna, il tutto presieduto dal professor Giovanni Bazzoli, presidente emerito di Intesa San Paolo e quindi anche presidente della giuria. Come si è articolato? 2 fasi, una call for proposal che ha raccolto queste tante candidature. È stata poi creata una prima lista di 20 candidature, quindi una short list. Da questa short list è stata avviata una seconda fase che poi ha portato alla scelta dei 5 finalisti. Questa sera verrà proclamato il vincitore nell'ambito di questa cinquina che questa sera verrà presentata e che sarà appunto oggetto anche di divulgazione e presentazione al pubblico che ci segue. Grazie. Grazie segretario, può riaccomodarsi in platea perché così potrà vedere anche lei bene il video che fra poco faremo partire, che ricorda appunto Angelo Ferro. Però prima vorrei riassumere, perché qui molti di voi credo siano padovani, ma magari chi si collega da Padova, essendo da fuori Padova in via streaming, essendo questo, come abbiamo sentito dalle parole del segretario generale, un premio che ha in qualche modo attirato da tutta Italia progetti e candidature. Ricordiamo chi è stato Angelo Ferro, è scomparso purtroppo il 13 marzo del 2016. E lui ha affiancato la carriera di imprenditore e di docente universitario a un impegno costante nel campo del sociale, ricoprendo numerose cariche associative, promuovendo iniziative in campo culturale, sportivo e molti altri ancora. Negli ultimi anni di presidenza di OIC ne ha ampliato notevolmente la dimensione operativa e soprattutto il significato esemplare, realizzando molte attività volte a trasformare l'anziano da problema a risorsa sociale. È stato infine apprezzatissimo consigliere di amministrazione di Intesa San Paolo e di Cassa Risparmio del Veneto. E adesso facciamo partire il video che ricorda il professor Angelo Ferro. Quando le amicizie si legano ad un rapporto di lavoro, questa amicizia si rafforza o talvolta ci sono delle delusioni. Nel caso di Angelo Ferro è stato un crescendo di stima nei confronti della sua figura morale. Angelo era una persona estremamente umana, empatica, una persona che attraeva, che sapeva tirare fuori il meglio dalle persone. E io lo chiamavo il mio caricabatterie. Tu ti attaccavi lì una volta ogni 15 giorni e lui trovava il modo di ricaricarti. Perché questa incapacità di fermarsi, di stare un po' calmo, di dire beh, di godersi la vita certe volte? Perché c'era entusiasmo, etimologicamente un soffio in Dio. Il soffio nel Dio lui ce l'aveva.
Lui aveva un senso visibile della fede, della fiducia nel futuro. Era una persona che ti dimostrava fiducia in quello che facevi, in quello che eri. Tu dai il massimo quando ti mostrano fiducia. Lui era una persona che si fidava molto delle altre persone, che sapeva valorizzare le persone con cui operava. La fede di Angelo Ferro era granitica e, arrivo a dire, persino elementare. La fiducia nei confronti degli altri era una conseguenza inevitabile della sua fede. Era l'espansione dell'amore di se stesso a favore degli altri. Vuol dire credere nella vita e credere che noi non ci realizziamo se non attraverso il rapporto con gli altri. Angelo è una figura di energia nucleare nel senso perché viene dal di dentro, però si potrebbe dire che è anche un'energia naturale, era naturale come parlava, come aveva i rapporti con le persone. Io amo dire che era un creativo estremo, nel senso che per tutti idee in qualsiasi campo. Perché ogni successo naturalmente era l'anticamera di un'impresa ancora più impegnativa e sempre con una grande concentrazione e una capacità di ascoltare che insomma lusingava anche l'interlocutore, no? Che appunto non si sentiva ascoltato, si sentiva proprio coinvolto, no? In questo confronto. Aveva cioè questa specie di autodeterminazione che era quasi inconscia, non è che lui arrivasse ad essere energico e capace di energia per intelligenza, ma proprio per spirito interno. Lui era consigliere autorevole della Cassa di risparmio del Veneto che io presiedevo e fino all'ultimo, non si era reso mai, partecipava con grande lucidità ai consigli. Il lavoro era la sua seconda religione, dava anche una giustificazione al prolungamento della vita, quasi fosse un metodo per sconfiggere la morte. Tutti quanti noi, anche sulla sua morte, siamo stati sorpresi, perché lui non ci credeva che morisse. Lui non dava per scontato nulla, cioè la contingenza futura, la sfida futura era quella che importava. E la sua capacità di innovare derivava anche da questo gusto del sorprendere. Laetum non omnia finit. Non tutto finisce con la morte. Cosa resta allora della figura privilegiata di Angelo Ferro? Un imprenditore civile. Perché è un imprenditore che non si preoccupa solo di far funzionare bene la propria azienda, ma anche di mettere la propria conoscenza e le proprie doti al servizio della comunità. E Civitas, come ci ha insegnato Cicerone, è la città delle anime. Questo era il suo pallino. Ancora come giovane, la prima cosa che fa, va a Longarone, trova il disastro totale. E che cosa fa? Fa un'azienda sua. E c'era questo edificio rosa in fondo, che era la prima azienda dopo la tragedia. Verso Spilimbergo va a fare l'imprenditore di cemento, la vende e compra un'azienda di impianti per fare la pasta. Io non ce la farei a fare questa scalata progressiva. Successivamente è affiorato un disinteresse personale che l'ha portato a impegnarsi a fondo nell'interesse degli altri e soprattutto dei sofferenti e quindi delle persone anziane. Il vescovo di allora, Monsignor Bortignon, si prese a cura delle donne di servizio che finivano di lavorare e non sapevano dove andare. E il vescovo chiama Angela e dice: vai a fare il ragioniere, vai a fare il contabile. Da lì comincia quell'opera lì, la fa progredire, la porta avanti e ha questa sua capacità anche nel piccolo di fare innovazione. E poi comincia l'opera e l'opera è una continua espressione di energia, che nasce da un appartamentino in centro di Padova per ex cameriere. Questa realtà in cui ci troviamo, l'ha presa in mano che già esisteva un nuce, ha tirato fuori tutto lo sforzo per realizzarla. Il concetto importante è quello della relazione. Da questo punto di vista la capacità di trasformare una nuova stagione, lei pensi anche al rapporto tra generazioni, perché lui aveva curato anche questo aspetto. È questo che mi ha lasciato ammirato. Dai bambini dell'asilo nido, ai ragazzi che si allenano nel palazzetto dello sport, ai volontari di qualsiasi età, coi nostri ospiti, coi familiari dei nostri ospiti. Ecco, questo crea
una cittadella, una città, la città della vita. Ecco, Angelo, in una scala più ridotta, per ovvie ragioni, aveva seguito il modello dell'impresa olivistiana. E quali sono i principi regolativi di questo? Che la persona va trattata da persona, il bene comune e non il bene totale, perché il bene comune postula la prosperità inclusiva. Se io includo tutti nel processo lavorativo, non ho più bisogno di dare redditi di cittadinanza, di dare bonus, eccetera. E Angelo, che conosceva la dottrina sociale della Chiesa, lo ha dimostrato dedicando e quanto tempo alla realizzazione della cittadella, appunto, Civitas Vita. Lui il sociale lo vedeva come un fatto da intervenire sulle cose. Tutto quello che ha fatto non aveva un retroterra ideologico, per dire così. C'è un termine che venne coniato tanti anni fa, che è conazione, conoscenza e azione. La conoscenza deve essere messa al servizio dell'azione. Ecco cos'è stato Angelo Ferro. La parola dei talenti, il servitore che aveva avuto 2 riesce a raddoppiare come quello che aveva avuto 5 e tutti e 2 ricevono lo stesso premio, anche se i valori assoluti sono diversi, perché tutti e 2 erano riusciti a far fruttare la dote iniziale, perché i talenti vengono dalla natura, ma la volontà di trasformarli in ricchezza per la società in cui si opera, quello è invece personale. L'esempio ha il tempo di durata delle cose temporanee. Le opere possono restare e creare una nuova forma di civiltà. Ecco, che questo sociale si affermi, perché allora questo sì potrebbe garantire un futuro diverso al mondo. L'eredità di tipo morale è di quello di non stancarsi mai di operare per il bene comune, ma di farlo sempre con grande rigore ed efficienza. L'economia sociale non può essere vista come un segmento o una parte dell'economia. Ecco allora perché ho detto che Angelo è stato un imprenditore civile, perché noi abbiamo bisogno di economia civile, cioè di civilizzare tutto il mercato, non solo una nicchia. Non basta fare cose buone, bisogna farle bene, perché efficienza vuol dire in pratica che a parità di risorse riesco a rendere più servizi. E Angelo Ferro per me è stata la personificazione di questa filosofia. Di fronte alla crisi, alle minori risorse che lo Stato riserva al terzo settore, c'è la grande risorsa del volontariato. E nel volontariato, dato un po' anche il genio italiano, ecco che affiorano un'infinità di iniziative nuove, creative. Ecco, ma questa è la grande risorsa dell'Italia. E il premio Ferro, con tutte queste partecipazioni sempre più vaste, lo dimostrano. Noi abbiamo, con Fondazione Zancan e con Intesa San Paolo, voluto indire questo premio perché ci sembrava una maniera efficace, ecco, di ricordarlo tramandandolo nell'insegnamento. Volevamo dare una mano alla crescita dell'economia sociale, ma secondo le necessità attuali e prospettiche, che sono quelle appunto di un uso efficiente delle risorse usate nell'economia sociale. E questo richiama l'innovazione. Tutto quello insomma, che circonda a livello di processo di prodotto il mondo dell'innovazione nel profit trova una corrispondenza molto importante anche nell'economia sociale. Quindi bisogna abituare a fare le cose buone, a farle con efficienza, a farle anche con creatività. Quando a un film voi arrivate alla fine e sono finite le immagini e cominciano i titoli di coda, ecco, la gente pensa che i vecchi siano titoli di coda. Ma qui non è così. Una visione che il Signore mi ha dato e che non potete immaginare quanto, dico, una umiltà orgoglioso mi renda, ma tutto questo nasce dall'insieme. Nasce da tanti che hanno condiviso questa visione. È stato davvero toccante, soprattutto riascoltare e rivedere Angelo Ferro, ma bellissimi contributi delle persone che l'hanno conosciuto e quindi davvero sentire Stefano Zamagni, sentire il presidente Cavagnis,
il professor Basoli, che tra l'altro abbiamo la fortuna di risentire fra poco, insomma è stato davvero una bella opportunità di rivivere e ricomprendere lo spessore incredibile di questo personaggio. Andiamo avanti perché adesso avremo con noi il presidente di Fondazione Emanuela Zancanti, Tiziano Vecchiato, anche lui ci parla un po' del... Prego Presidente, si accomodi, ci parla l'altro grande cotè di questo premio, e poi voglio ricordare Fondazione Zancan, quando siamo a Padova, insomma, no? Anche lì rivado, ahimè, un po' da reduce alle mie esperienze giornalistiche dei fine anni 90, i vostri rapporti andavano studiati per filo e per segno, erano una grande ricchezza. Prego Presidente. Grazie, buonasera. Sapete già tutto, quindi il mio intervento, diciamo, spero non sia inutile. Certamente c'è una cosa che io cerco di aggiungere, scusate, forse Prego. ci vediamo meglio, che cerco di aggiungere a tutto quello che abbiamo sentito. E come si posiziona il premio nell'evoluzione culturale del nostro Paese e che contributo sta dando all'evoluzione culturale del nostro Paese. E andiamo 30 anni indietro. Vedete, il terzo sistema, una nuova dimensione della complessità economica e sociale. Non so se si vedono tra gli autori, c'è Pierpaolo Donati, Chiara Saraceno, Borzaga, eccetera. C'è una serie di ricercatori, di pensatori che hanno contribuito a fare questo salto di pensiero, di paradigma, insieme col professor Zamagni e con altri. Ecco, questo libro nasce da un seminario che abbiamo realizzato e che poi abbiamo pubblicato i risultati. Un seminario cosa vuol dire? Ascolto. Questi studiosi, questi ricercatori, questi pionieri si sono ascoltati, hanno messo a confronto, a volte anche in maniera impegnativa, le diverse tesi, perché eravamo lì ancora prima che partisse l'esperienza del terzo settore. La legge è del 91, il libro è del 91, quindi vuol dire che questa riflessione è stata fatta prima. Ecco, prendiamo l'introduzione. Cosa dice l'introduzione? L'idea di riflettere su un concetto non nuovo, quale è quello di terzo sistema, attenzione, o secondo una terminologia più diffusa di terzo settore. Cioè c'era un dubbio, come chiamiamo il bambino? È nata dalla consapevolezza delle difficoltà ad interpretare correttamente le origini, le evoluzioni, le prospettive, il ruolo delle esperienze di volontariato, di associazionismo, di cooperazione, di solidarietà sociale, eccetera, che si sono sviluppate in Italia nel corso degli ultimi anni. C'era un grande fermento nel nostro Paese, un'inquietudine di non solo sognare, ma anche realizzare un sociale diverso, un'economia diversa. Questo in ipotesi avrebbe consentito di meglio delineare il confine che separa le realtà pubbliche da quelle private orientate al profitto e di definire lo specifico delle realtà di terzo sistema, il loro ruolo e la loro rilevanza sociale. Un ulteriore risultato atteso era quello di ridiscutere una concezione diffusa che considera le iniziative di terzo sistema, forse proprio perché non considerate nel loro insieme, come residuali rispetto alle attività dello Stato ed economicamente poco significative, se messe in rapporto con le imprese private. Tutto il contrario di quello che abbiamo sentito, quella era la cultura di quel momento. È su queste premesse che si è pensato ad un seminario di ricerca che tramite il confronto e l'approfondimento interdisciplinare di un gruppo di esperti consentisse di affrontare i diversi nodi teorici e culturali sottesi al problema. Purtroppo è scritto in fondo chi dice queste parole, per cui non posso chiedervi chi avrebbe potuto dirle e quando. 30 anni fa Don Giovanni Nervo, che vedeva il futuro
e lo sapeva interpretare, e per questo questi studiosi hanno accettato di chiudersi insieme 3 giorni, forse più, non ricordo bene, ma ho partecipato anch'io, e di tirar fuori delle soluzioni. Bene, 30 anni dopo, l'innovazione nell'economia sociale, il premio. Cosa stava emergendo dopo 4 edizioni del premio? E qui c'è una sintesi molto bella, in dialogo, perché eravamo già in progress con la pandemia, con il documento dei 30, i 30 banchieri centrali che riflettevano sull'economia, come l'economia avrebbe reagito di fronte alla crisi pandemica con modi solidali. E quindi andando anche a interpellare esperienze di terzo settore, il documento all'interno del libro. Bene, cosa dice il premio? Cos'è l'innovazione sociale per il premio? Cioè devi reinterpretare i processi produttivi e i prodotti. Come? Passando dall'io al noi. Quello che siamo abituati a produrre in filiera, chiamiamola così, segmentata, deve diventare una filiera solidale. E quindi tutti i risultati devono poter essere letti, questo è il compito della giuria del premio, lungo la catena del valore appunto che va dall'io al noi, cioè dal singolare al plurale, abbattendo le barriere che vedono i soggetti deboli, svantaggiati, in qualche modo ostacolati nell'accedere a prodotti, servizi e condizioni di vita di cui hanno bisogno e diritto. Questa è l'idea di fondo. Però poi come si fa a valutare le esperienze migliori? Allora, le esperienze sono valutate con un indice tridimensionale. Tu sei un innovatore di processo di prodotto, punto di domanda? Hai risultati economici? Sì, no, forse? Hai risultati di inclusione sociale? Se sei capace di fare tutte e 3 queste cose, allora entri nella 20ina e poi nella 5ina. Altrimenti riprova la prossima volta. Poi non basta, c'è tutta un'analisi del valore aggiunto, quello che oggi in gergo viene chiamato ricaduta sociale, impatto sociale, cioè quali sono gli esiti per i beneficiari, non solo tra i produttori ma anche tra i fruitori, e soprattutto tu nella tua forza lavoro fai tutto con i forti o lo fai con tutti, includendo forti e deboli, tra virgolette uso questi termini. E soprattutto se parti dall'idea che non posso aiutarti senza di te, quello che sono le pratiche generative, cioè in concorso al risultato. Tutti possono, l'abbiamo visto anche nel video, la fede, la fiducia in ogni persona accetta la sfida di dire che ognuno mette le sue capacità. E quindi nella selezione si vedono chi è capace di fare investimenti plurali e chi no. Risultati che si vedono nelle esperienze. Allora, le esperienze migliori sono meno frammentate delle altre, non danno tante prestazioni, cercano di dare soluzioni. Non è facile. Poi, da offerta in qualche modo assistenzialistica, pietosa, compassionevole, a offerta in qualche modo che, riconoscendo e mettendo al centro la persona, accetta un rischio imprenditoriale maggiore e offre risposte integrate. La terza è intrigante. Non accettare le risposte burocratiche delle pubbliche amministrazioni che ti chiedono di offrire servizi a un certo prezzo. Rilancia. Hai idee migliori? Perché le pubbliche amministrazioni, se hai idee migliori e sostenibili per loro stesse, non è che le rifiutano. All'interno della sentenza della Corte Costituzionale c'è la possibilità di coprogettare, coprogrammare, cioè non adattarti a quello che ti chiedono. E questo lo abbiamo visto in questi anni, in un crescendo. I vantaggi quali sono? Di 3 tipi: occupazionali, simbolici, diventare primi con gli ultimi, economici, creare valore inedito in un mercato che non aveva immaginato che il mercato potesse essere così, o come ci ha detto Zamagni
poco fa. Bene, allora un passettino indietro di qualche anno. È il passaggio dalla Costituzione formale a quella reale, perché la Costituzione l'aveva previsto decenni e decenni fa. Ed è ripreso questa idea della previsione costituzionale dalla Corte Costituzionale nella sentenza del giugno 2020, che tutti pensano è quella della coprogettazione e coprogrammazione. No, è molto di più. Perché? Perché dicono la condizione di ETS non è un privilegio, ma un mezzo per realizzare finalità costituzionali di partecipazione e sussidiarietà. Non confondere i mezzi con i fini. Questo è il punto. E sempre quella sentenza ritorna indietro al 2013. Si è identificato così un ambito di organizzazione delle libertà sociali non riconducibile né allo Stato né al mercato, ma a quelle forme di solidarietà che, in quanto espressive di una relazione di reciprocità, devono essere ricomprese tra i valori fondanti dell'ordinamento giuridico, riconosciuti insieme ai diritti inviolabili dell'uomo come base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente. Dove? Eccolo lì. È scritto in verde: ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società. Articolo 4. Si può dire in 4 parole tutto questo, queste 2 righe? Vi propongo un modo per dirlo: il diritto di avere doveri. Il terzo settore in qualche modo rivendica questo diritto di avere dei doveri da spendere in pratiche solidali. Qui andiamo ad alcuni numeri e ho concluso tra poco. Allora, dal 2017 al 2023 quasi 1600 candidature. Significa quello che abbiamo visto nel titolo, cioè il premio è una grande finestra, un osservatorio a cielo aperto sugli sforzi che nel nostro Paese si stanno facendo per innovare l'innovazione e l'economia sociale. Certo, si vede il bene, e lo vedremo dopo, ma si vedono anche quanti sono in difficoltà, cioè che credono di essere innovativi, ma che poi di fatto non lo sono perché non soddisfano quei criteri completamente che ho descritto prima. Le candidature non si sono interrotte neanche durante la pandemia. Perché? Noi l'abbiamo letto in 2 modi. Il primo modo è il coraggio e il desiderio di essere valutati. Non è facile, non è piacevole essere valutati se non si vince. E allora perché? Chi te lo fa fare di candidare e di ripetere la candidatura anche l'anno dopo? Questo è un segnale positivo. E poi è un grande segnale di speranza che abbiamo visto emergere dai territori. Ecco, in questo modo, quindi il premio per chi si candida, per chi ha letto il libro che abbiamo visto prima del 21, è anche un orientamento. Vuoi vincere? Prova a fare così. Quindi i criteri sono anche in qualche modo orientativi e mettono in difficoltà i diffusi, oggi siamo nella società delle immagini, gli approcci autocelebrativi, dove basta che tu abbia un'idea geniale e dici io ho vinto, no, e l'hai realizzata. Il professor Ferro era sempre in dubbio se sarebbe stato capace di realizzare le proprie idee, proprio questo dubbio che lo aiutava a fare il meglio. Bene, e il professor Ferrera, quando c'è stata la riunione del comitato scientifico del premio finale, ha detto quello che vedete evidenziato in giallo, cioè quello che emerge dal premio, in particolare la domanda sociale espressa dall'infanzia, dalle donne e dalle famiglie, sono tutti spunti per l'agenda sociale del nostro Paese, cioè ha rilanciato in alto. Bene, i numeri. Allora, le candidature, vedete che c'è in qualche modo un ballare intorno alle 300 candidature negli ultimi 4 anni, quindi un numero considerevole. E sono distribuite
in varie configurazioni cooperative sociali, ONLUS, ODV, enti di terzo settore. Qui la riforma del codice non consente una statistica esatta perché le configurazioni giuridiche sono sbagliate, però l'andamento è quello. L'esperienza. 2/3 hanno più di 10 anni di esperienza, quindi non sono dei principianti. Le realtà che candidano sono realtà con esperienze e con radicamento territoriale robusto. Regionale più provinciale, vedete che siamo quasi al 60, intorno al 60%. Le attività prevalenti sono quelle che vedete, sociosanitarie, di socializzazione, tutela dei diritti, eccetera, però guardate a destra, non sono settoriali. Quelli che scrutano il futuro compongono più di un'attività. Il 71% ha dichiarato 2 aree di attività, il 19% 3 o più aree. Cioè sempre di più osserviamo realtà che mettono a servizio la loro intelligenza e la loro capacità per variare la gamma dei prodotti e dei servizi. I destinatari famiglie minori, disabilità, povertà estrema, immigrati, anziani, adulti, cioè le aree di sofferenza, chiamiamole, sociale, sono tra i destinatari privilegiati, ma anche qui non specializzazione eccessiva, ma offerte multiple. La localizzazione. Allora, la localizzazione nord-est 45, nord-ovest 27%, centro 14, sud 11, isole 3%. Quindi c'è una prevalenza chiamiamola dell'economia del centro-nord nelle candidature e vedete anche dove si concentrano di più. C'è una decrescita, questo è un segnale positivo, cioè eravamo al 68% da Veneto, Emilia Romagna e Lombardia nel 2017, è sceso al 51%, vuol dire che entrano anche altre regioni. Ultima slide, come si distribuiscono i vincitori? È interessante soprattutto quella a destra, cioè 3 vincitori dal nord e 3 vincitori dal sud. La numerosità non è un indice affidabile, la qualità può essere anche nelle minoranze attive e anche questo è un bel segnale. Grazie. Grazie a lei Presidente Tiziano Vecchiato della Fondazione Zancana, e ora è arrivato il momento così di passare alla cinquina ai finalisti. Mi è venuto in mente che non lontano da qui a Venezia, parlando di cinquina di finalisti, c'è il premio Campiello, tra l'altro molto veneto perché Confindustria Veneto lo iniziò, e mi è venuto in mente che anche questi signori che adesso e signore che vi presenteremo in qualche modo scrivono una loro storia, una loro narrativa del cambiamento del paese, no? E quindi è molto bello e molto significativo che oggi stiamo ad ascoltarli per qualche minuto, capiamo qualcosa di loro e poi dopo ci verrà detto chi fra loro è stato il vincitore. Cominciamo con l'associazione Circolo Oasis Santa Maria di Castello, ODV, Gianluca Tardivelli, coordinatore del progetto Insieme Sportello Genitori. Prego Gianluca. Grazie. Si accomodi. C'è prima un PowerPoint o prima il video? No? Prima PowerPoint. Prima il PowerPoint, quindi lei lo vede di là e ce lo racconta. Prego. Grazie. C'è grazie Presidente, Grazie il meccanismo per avanzare con le slide. Buonasera a tutti e grazie. L'associazione Circolo Oasis nasce negli anni 90, in particolare nel 1994, come babysitteraggio sostanzialmente volontario per bambini in età d'asilo nido di famiglie di estrema difficoltà economica e sociale, principalmente migranti. Nel tempo è evoluta e oggi, dopo 30 anni di vita, l'associazione ha 2 asili nido che gestisce insieme alla cooperativa Al Movimento Ragazzi,
Sono 2 asili nido che sono per scelta nel 2018 diventati asili Montessori, quindi è stata fatta una scelta a livello educativo sfidante, cioè di proporre un'educazione d'eccellenza o comunque d'alta qualità anche a una fascia di bambini, di popolazione che altrimenti non si sarebbe potuta permettere neanche l'accesso a un'istruzione, diciamo, pubblica. Questa è stata una scelta che è stata fatta e che oggi possiamo dire di essere vincente. Ci siamo accorti in questi 30 anni che per crescere un bambino piccolo, noi diciamo abbiamo la fascia 0-36 mesi, ci vuole un villaggio. Il nostro villaggio è composto in primis dai genitori, dalle mamme in particolare, che talvolta sono mamme sole, e dai papà quando sono presenti, ma che non basta, dalle educatrici dell'asilo nido, i volontari che sono grandi donatori di tempo e mettono al servizio dei bambini e dell'associazione le loro competenze, la loro passione, il loro tempo, dai coordinatori pedagogici, dagli psicologi, quindi un'equipe che porta avanti un lavoro di educazione e di istruzione che però, come si diceva prima, senza i giusti investimenti e le giuste strategie di gestione rimarrebbe una buonissima volontà, ma rimarrebbe limitata. Ci siamo accorti che applicando degli strumenti e quindi studiando, formandoci, professionalizzando il nostro volontariato, questo ha portato dei risultati e ha portato dei risultati ad impatto sociale elevato. Ma se per crescere un bambino ci vuole un villaggio, la domanda che ci siamo fatti, per crescere la famiglia, che cosa ci vuole? In particolare le famiglie di cui stiamo parlando sono famiglie, diciamo, molto giovani, con diverse problematiche in ambito sociale, economico, e sono famiglie con diverse fragilità e con bambini piccoli. Quindi se una famiglia è già fragile, quando arriva un bambino, per nostra esperienza, talvolta le difficoltà possono aumentare se non si ha una certa stabilità. Cosa abbiamo cercato di fare? Cosa stiamo cercando di fare? Cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di mettere in relazione la fragilità della famiglia, che inizialmente era l'accesso all'istruzione, ma che poi con un rapporto e una relazione umana è diventata a 360 gradi, quindi una fragilità a 360 gradi, metterla in relazione con le opportunità che tramite la nostra storia, tramite la nostra esperienza di 30 anni abbiamo scoperto essere presenti, ma che non erano messe insieme, non c'era un filo conduttore. Il filo conduttore sono le fragilità della famiglia, quindi il punto di riferimento sono le esigenze e la necessità delle famiglie messe in relazione con le opportunità già presenti sul territorio e lo sportello genitori, quindi la realtà che abbiamo creato, fa da collante perché ha una relazione umana con la famiglia, accoglie le difficoltà e le distribuisce sui servizi esistenti che poi tornano per un follow-up costante. Dicevo, una presa in carico a livello globale è inteso in ambito lavorativo, sanitario, legale, burocratico, materiale, economico, abitativo. Tutto, vuol dire tutto. Cerchiamo di dare una risposta, sfruttando le opportunità del territorio, a tutte le fragilità che le famiglie hanno. Le famiglie con figli piccoli ci pongono nelle loro mani. Cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto che si può valorizzare una rete territoriale esistente, molto ampia, molto forte, che esiste e che si può valorizzare appunto, e che il modello è replicabile. Oggi lo stiamo facendo a Genova con ottimi risultati, ma perché no? Replicarlo e scalarlo anche in altri comuni. Prevenire l'aggravamento di problemi familiari. Se presi prima i problemi familiari che altrimenti aumenterebbero sia in intensità sia in numero, se presi prima sono un vantaggio per la società e un vantaggio per la famiglia, e soprattutto dare una seconda chance a chi non ce la fa. E come si diceva prima, la seconda chance chi non ce la fa la ottiene se ci vuole stare, cioè se vuole metterci del proprio, se vuole imparare a camminare con le proprie gambe e crescere in autonomia e indipendenza.
di infanzia Oasis è un nido Montessori dal grande valore sociale, perché bambini di diversa estrazione hanno l'opportunità di ricevere un'educazione di eccellenza in un clima di forte integrazione. La cura e la crescita del bambino nei suoi primi 3 anni di vita sono al centro del nostro progetto educativo, con una forte attenzione verso ciascuno. Oltre all'attenzione verso i più piccoli, abbiamo a cuore anche le famiglie, in particolare quelle più fragili. La mission di OSI si estende anche a loro, accompagnandole e accogliendole, grazie al supporto di una rete solidale. Grazie. Bravissimo, aspetti che le faccio una domanda, come farò anche agli altri. Lei ha accennato prima all'inizio che questo comporta anche uno sforzo gestionale importante, cioè è stato garbatissimo semplicemente nell'accellarlo, però è interessante capire, cioè per muovere una realtà di grande livello come la vostra, istruzione d'eccellenza per i bambini più fragili e le famiglie più in difficoltà, quanto lavoro gestionale è richiesto? Perché c'è da gestire degli insegnanti. Non le chiedo però ci faccia capire, perché dietro c'è molto, immagino. C'è un lavoro quotidiano intensissimo di coordinamento, di dialogo e confronto con l'equipe delle educatrici, di dialogo e confronto con tutti i servizi della rete, di farci conoscere sul territorio, di cercare persone che ci supportino, un dialogo tra pari, a livello operativo, e quindi ampliare la rete. Tutto questo ha avuto necessità di essere strutturato in qualche modo e quindi di far subentrare delle competenze specifiche. In particolare nel 2018 l'associazione ha introdotto il fundraising all'interno dell'associazione con Marta, che è qui presente, che ha permesso veramente una svolta. Questo non è stato fatto a livello semplice, ma c'è stata dietro una preparazione e tuttora una formazione molto, molto seria che non può essere abbandonata. Questo ci ha permesso non solo di far vivere bene la realtà dei nidi, ma anzi di guardare al futuro con maggior possibilità e con una sostenibilità che oggi vediamo possibile. Grazie e complimenti Grazie. di nuovo Gianluca. Anzi no, aspetti perché stiamo tutti insieme, aspettiamo qui anche i suoi colleghi, perché poi tutti insieme aspetteremo la premiazione. Adesso tocca a Cinzia Raffin, presidente responsabile scientifico della Fondazione Bambini Autismo, e questo è l'ente che ci verrà raccontato con un PowerPoint e con un video. Prego. Grazie a tutti, sono veramente onorata di essere in questa bellissima aula per la fondazione che presiedo. Io sono la presidente appunto di Fondazione Bambini Autismo, che è una ONLUS che insiste nel territorio del nord-est. Noi siamo originari di Pordenone, ma abbiamo anche una sede a Fidenza da 25 anni. Siamo nati con l'intento di creare un modello di servizi di presa in carico per persone con disturbi dello spettro autistico che, come tutti sapete, nascono, vivono in questa condizione e muoiono in questa condizione. Abbiamo creato quello che vedete nella diapositiva, ma vorrei sintetizzarlo con una brevissima clip, se me la fanno partire dalla regia. Quello che per te è facile, per me non lo è. Vivo senza manuale di istruzioni dentro un mondo sconosciuto che a volte mi spaventa. Ma io ho trovato chi mi capisce e mi rispetta, chi mi ha aiutato a crescere e mi accompagnerà nel mio futuro.
Grazie. Ci sarebbero ovviamente tantissime cose da dire, ma cerco di essere concisa e di puntare l'attenzione soprattutto sulla innovazione che rappresenta la nostra realtà. Noi ci siamo subito scontrati con un gravissimo problema che era quello dei percorsi diagnostici che venivano fatti tardi e soprattutto anche laddove venivano fatti non procedevano con dei trattamenti immediati. Quindi precocità sia nella diagnosi che nei trattamenti sono un nostro distinguo. Ma che tipo di trattamenti? Trattamenti che siano globali, noi ci chiamiamo bambini e autismo perché abbiamo voluto separare il concetto di persona, di bambino, e poi è diventato adulto, dall'autismo. E quindi la persona ha dei bisogni che vanno al di là della sua condizione e per questo prendere in carico il bambino con autismo significa prendere in carico anche la famiglia, gli insegnanti, i fratelli, i pari, la scuola, con una serie di servizi. Significa anche poi pensare alla trasversalità della loro vita. Nel corso della vita i bisogni cambiano e bisogna essere pronti nel poter dare, sebbene nelle condizioni in cui si trovano, delle opportunità lavorative, delle opportunità per crescere nelle loro autonomie anche abitative, personali, e per dare una prospettiva anche alle famiglie per quando queste non ci saranno più. L'altra caratteristica di fondazione è la regia unitaria. Troppo spesso la persona con autismo è un po' un pacchetto postale che viaggia dal servizio di neuropsichiatria alla scuola, alla famiglia, all'oratorio, no? Senza che ci sia una regia unitaria. Noi abbiamo voluto creare un modello fortemente integrato da questo punto di vista. Il tutto con la prospettiva dell'inclusione, un'inclusione che deve sostanziarsi di azioni concrete, non soltanto di parole. Nelle slide vedete che ci sono i pompieri che stanno facendo della formazione, ci sono i vigili, la polizia, abbiamo tracciato disciplinari con la prefettura, abbiamo fatto un vademecum per il soccorritore perché come persone possono andare incontro anche a situazioni, bisogni di essere soccorsi ed è necessario che il soccorritore sappia come fare. E l'attenzione alla salute, perché dati di letteratura dicono che le persone con disturbi mentali hanno dai 17 ai 30 anni di aspettativa di vita inferiore rispetto al resto della popolazione, ma non muoiono per la disabilità, muoiono per trascuratezza della salute. Noi puntiamo tantissimo già con un protocollo firmato nel 2012, ma anche con l'unità di urgenza e prevenzione che stiamo costruendo. Naturalmente ci gioviamo del settore ricerca e sviluppo che finora ha fatto ricerca applicata, ma nel proseguio farà ricerca di precisione, soprattutto ricerca farmacologica di precisione. I dati sono tantissimi, l'ultimo dato parla di un bambino con autismo ogni 36 nati, quindi ci stiamo avvicinando. Anche nella fondazione quest'anno abbiamo avuto un incremento di 25 prese in carico nuove e ce ne sarebbero state di più se non avessimo avuto vincoli di budget. Abbiamo conosciuto nel tempo 1215 famiglie, 1215 ragazzi con autismo, li abbiamo trattati tutti come fossero nostri familiari, quindi dando il meglio che potevamo dare, ma dando anche affetto perché tutto sommato è così che si cresce e si crea il benessere. Grazie a tutti. Complimenti. Davvero. Senta, una domanda anche per lei. Credo ci sia ancora nell'home page del nostro portale la storia di un giovane fotografo pavese, Pravettoni, che appunto anche lui è neurodivergente, e i genitori in questo articolo molto bello di Veronica Rossi raccontano che 25 anni fa lo scoglio è stato proprio la diagnosi e lei ci ha già spiegato quanto sia invece centrale che la diagnosi sia precoce, il più precoce possibile. Che cosa si può fare ancora in questo senso? Sensibilizzare le strutture sanitarie? Qual è il ruolo positivo che soprattutto in realtà importanti come la vostra, abbiamo visto una qualità di impegno, di servizio di presa in carico? Lanciamo un messaggio su questo. Come si può fare per migliorare la diagnosi
Allora, in 25 anni sono cambiate tante le cose. Oggi le rovescerei un attimo il problema, nel senso che oggi a 25-30 anni io sono anche la mamma di un trentenne con autismo e quindi ho anche l'esperienza personale. Dico, in 30 anni oggi è difficile che non facciano diagnosi di autismo, il problema è dopo. Ti consegnano la diagnosi e poi vai a casa e ti devi arrangiare. Quindi l'attenzione anche per i numeri tremendi, ormai drammatici, con cui questi disturbi del neurosviluppo si stanno presentando, dovrebbe far riflettere molto gli istituti, le nostre istituzioni anche sanitarie, nel cercare di avere percorsi, va bene, di misurazione del rischio in tenerissima età e provvedere al più presto a dare risposte che anche i familiari preparati possono iniziare. Non si può pensare che sia soltanto l'aspetto, come dire, il servizio pubblico sanitario che dà la risposta. Il servizio pubblico potrebbe, come dire, dare strumenti a volonterosi, qui oggi ne abbiamo sentito parlare molto, a volonterosi che imparino un pochino come si educa una persona con autismo e sicuramente avremo fatto la differenza in quella vita. Grazie, Grazie. si accomodi pure. Prego. Adesso tocca alla Fondazione CED Regina Pacis Danilo Venditto, coordinatore pedagogico del progetto Puteoli Sacra. Benvenuto. Grazie mille, buona serata a tutti. Ringrazio intanto per l'invito, per l'opportunità e il riconoscimento di questo premio. Sicuramente è un dato importante e accresce la fiducia anche nei ragazzi che seguiamo di poter fare qualcosa in più ai loro confronti. Partirei con il video, in modo che, ecco, vi faccio presentare anche il direttore della fondazione che rappresento. La Fondazione Regina Pacis è attiva da 12 anni circa nel territorio flegreo, quindi che comprende da Napoli ad altri comuni dell'area flegrea, e si occupa di educazione, inclusione sociale, aiuto ai più deboli e marginali, a coloro che rischiano di restare fuori. Abbiamo tantissimi progetti, centri diurni per minori che attraverso il metodo Integra danno possibilità di riscatto e di percorsi educativi a ragazzi in difficoltà, comunità residenziali per donne in difficoltà, donne che escono dal carcere, madri con bambino, comunità per ragazzi che escono dal carcere di Nisida e comunità per disabili, anche con un centro diurno per minori. Sono fasce anche molto diverse di popolazione provenienti da contesti marginali o a rischio di esclusione, ma la cosa bella è che convivono all'interno di una cittadella dove la fragilità non diventa un problema ma diventa una risorsa, se accompagnata con competenza, affinché nessuno si senta escluso e si possa crescere insieme. Tutto questo ha dato vita anche a percorsi di riscatto lavorativo, perché il lavoro è non soltanto dignità ma è anche inclusione sociale, quindi laboratori di ceramica, produzione biologica di miele e marmellate e infine Puteoli Sacra, in cui attraverso l'arte, la Basilica Cattedrale, il Tempio Agusteo e la Pinacoteca barocca con 3 splendidi Artemisia Gentileschi, i nostri ragazzi provenienti dai carceri e da altre situazioni di marginalità si riscattano attraverso il lavoro, integrandosi nella società, costruendo il loro futuro possibile. Perfetto, allora, grazie. Allora, il direttore della fondazione a cui è stato affidato quest'opera opera da 12 anni nel territorio del Flegreo, quindi di Pozzuoli. Come vedete la fondazione ha numerosi progetti all'attivo, tra cui c'è una comunità alloggio per minori di area penale, provenienti dall'Istituto Penale di Nisida, carcere femminile di Pozzuoli. Abbiamo dei centri diurni per minori a rischio, con famiglie a rischio, per cui quando parliamo di minori e famiglie a rischio prendiamo una presa in carico globale sia del minore che della famiglia. Lo stesso per quanto riguarda un centro diurno polifunzionale per ragazzi con disabilità, autismo, medio-alto funzionamento. Non ultimo Puteoli Sacra, che è uno dei progetti incubati all'interno della fondazione, voluto fortemente dalla diocesi di Pozzuoli. Allora, vi scorro la slide. Questo è il famoso rione terra di Pozzuoli, che è una perla preziosissima all'interno della quale è incastonato il nostro progetto di impresa sociale. Il rione terra, per chi non lo sa, è il primo nucleo abitativo di Pozzuoli. Ci sono tracce della popolazione già dal 529 a.C.,
all'interno di questa rocca tufacea molto suggestiva che affaccia sul mare all'interno del Golfo di Pozzuoli. La diocesi ha voluto fortemente che i nostri ragazzi di area penale, donne e ragazzi minori di area penale, avessero in affidamento questo luogo. Per cui cosa ha fatto Puteoli Sacra? Ha pensato a un progetto di impresa sociale che coniugasse due aspetti fondamentali: un metodo pedagogico scientificamente fondato, chiamato metodo Integra, unito a un metodo gestionale per la valorizzazione di un bene culturale così prezioso. Quindi le due cose vanno di pari passo. La bellezza che salva. Il posto di per sé è qualcosa di mozzafiato, sia il luogo, il rione Terra, ma lo stesso Tempio Augusteo che è dato in gestione al nostro progetto. Il Tempio ha 2500 anni, ha subito diverse modificazioni, è stato inglobato in diverse strutture cristiane e grazie all'elogio al palinsesto di Dezzi Bardeschi del 2013 è venuto fuori in tutta la sua bellezza. Quindi sono assolutamente visibili tutte le stratificazioni delle chiese e dei templi anche di epoca pagana. Per cui i nostri ragazzi sono a contatto continuo con queste meraviglie, per cui noi insegniamo ad educare tramite l'arte. Il più grande sito turistico d'Europa gestito da soggetti provenienti da area penale, questo è importantissimo. I 2/3 dei ragazzi inseriti all'interno del progetto sono di area penale. Il restante sono giovani professionisti del territorio a rischio anche loro di disoccupazione che abbiamo inglobato all'interno di questo progetto, perché è un progetto di ampio respiro nell'area flegrea e nel napoletano. È un'impresa sociale che ha valorizzato il patrimonio artistico di pertinenza della diocesi. Parliamo di opere della diocesi, Tempio Duomo e Museo Diocesano, dove oltre alla bellezza del Tempio Duomo abbiamo delle opere meravigliose di Artemisia Gentileschi, di Fraganzano, di De Ribera, di artisti del 1600 famosissimi e quindi, ripeto, un patrimonio veramente eccezionale. I beneficiari di questo progetto sono ragazzi provenienti dall'IPM di Nisida di Pozzuoli, Casa Circondariale Femminile di Pozzuoli e dalle comunità alloggio della Fondazione, che sono a Quarto, in provincia di Napoli. Comunità per minori, comunità che accolgono donne anche in difficoltà transitorie, con soggetti abusi di violenza, donne con bambino, donne straniere che hanno difficoltà particolari, vengono accolte e noi non facciamo altro che dargli un'opportunità di riscatto sociale e di reinserimento all'interno della società. Lei è Sara, che ha sposato la sua passione per l'arte con un progetto che gli ha dato un'occasione. Lei è ancora all'interno dell'istituto penale, però ha frequentato il corso di formazione che adesso vi spiegherò e poi è stata avviata al lavoro con altri ragazzi. Innovazione sociale, come dicevo, i beneficiari vengono presi in carico a 360 gradi, quindi ci occupiamo di mediazione anche mediazione penale, quindi riabolizione del reato e di tutti gli aspetti della vita dei ragazzi che ci sono affidati. Ecco, qui abbiamo l'inaugurazione del nostro progetto nel 2021, inaugurato appunto da Fico, che ha detto queste parole: avete spezzato la catena del pregiudizio, della solitudine e della marginalità. E la catena è proprio un simbolo forte a dire diamo una svolta a questo territorio, a questa regione che, come sapete, la regione Campania, insomma, è ben famosa per le questioni legate alla criminalità, anche al sistema camorra, a diversi fenomeni di devianza e marginalità. Risultati di inclusione sociale. Ad oggi sono 16 soggetti che hanno ottenuto una formazione nel campo della promozione dei beni culturali ed archeologici. Il progetto ha dato un'occupazione lavorativa a 13 soggetti provenienti dall'area penale. 24, quindi nei 3 anni vi spiego un po' come funziona. Il nostro progetto, la startup, funziona su 3 anni, 3 cicli annuali in cui diamo la possibilità di formazione grazie ad enti di formazione della Regione Campania, all'Accademia di Belle Arti di Napoli, alla Federico II, che fornisce anche un supporto psicologico tramite il centro Sinapsi, con cui abbiamo all'attivo diverse collaborazioni, anche il monitoraggio del progetto. Per cui formati, dopo 6 mesi di formazione, vengono avviati al lavoro con contratti di tirocinio apprendistato fino a trasformarli in contratti a tempo indeterminato. Questo poi richiama ovviamente anche alla sostenibilità a lungo termine del progetto.
Qui Mattarella l'11 settembre del 2021 venne a trovarci, prima a Nisida e poi venne da noi e ecco, disse tali parole: ci sono state persone che sono state detenute e hanno poi avuto esperienze di successo nella vita. Non succede solo nei film. L'importante è che la detenzione non si traduca in una macchia indelebile. E questo fu un messaggio veramente molto, molto importante per tutti, sia detenuti sia i nostri ragazzi che afferiscono al progetto. Puteoli rappresenta un'eccellenza mondiale, come dicevo, un modello virtuoso che tende sicuramente a una sostenibilità, ma punta ad un patto strategico con il territorio, senza i legami con le istituzioni, enti non profit, enti del terzo settore, istituzioni anche il Ministero della Giustizia, ad esempio, no? Con cui collaboriamo, Ministero dell'Istruzione, università, scuole, senza tutto questo ventaglio di operatori del territorio non si potrebbe dare lungo respiro a questo progetto, e questa è anche la chiave della sostenibilità a lungo termine. Qui ci sono delle immagini sempre del Tempio Duomo, molto suggestivo. Questa è una delle poche, tra l'altro, cappelle rimaste. Qualche numero: abbiamo nei 2 anni di progetto avuto 16.000 visitatori per il percorso ordinario, 10.000 per il percorso straordinario. Stiamo parlando di vendita di servizi, quindi aperivisita. Praticamente cos'è l'aperivisita? È una visita guidata e offriamo qualcosa da bere su una terrazza molto suggestiva ai nostri turisti. Reading, eventi, visite teatralizzate sulla vita di Artemisia Gentilesca, che sono qualcosa di molto suggestivo. Abbiamo coinvolto 45 istituti scolastici del territorio, 950 soggetti con disabilità. L'inclusione è uno dei punti cardine di questo progetto. Vogliamo rendere l'esperienza artistica quanto più inclusiva possibile, motivo per cui a breve si spera in una collaborazione per digitalizzare le opere all'interno del Museo di Cesano, le opere di Artemisia, e sarebbe qualcosa di veramente meraviglioso. 20.000 euro incassati anche per la vendita di beni, prodotti che produciamo anche all'interno della fondazione: miele biologico, marmellate biologiche, ceramiche, tutto all'interno di un'unica fondazione. Ovviamente le ore settimanali di fruibilità del sito, che sono grazie al cofinanziamento importante di Fondazione con il Sud, abbiamo ampliato a dismisura. Quindi grazie a questo progetto, grazie ai finanziatori che ci hanno creduto, ai nostri partner, possiamo garantire anche una restituzione di un bene, di un patrimonio al territorio di Pozzuoli e delle popolazione che ci ha abitato. Poi la storia sarebbe ancora più lunga e suggestiva del Rione Terra, però ve la racconterò un'altra volta e vi invito a venirci a trovare. La settimana prossima abbiamo il 2° anniversario del progetto, per cui faremo un po' il resoconto dei progetti che abbiamo attivato e inviteremo diverse istituzioni. Quindi siete i benvenuti presso il Rione Terra di Pozzuoli. Complimenti Danilo. Ecco, tra l'altro mi veniva in mente il rapporto ai 13 che vengono da Nisida o comunque dal sistema penale a cui avete dato lavoro, no? Perché poi penso anche ai miei figli tutti a vedere la famosa serie che parla, no? Mare Fuori, sì, Nisida, Mare Fuori, però quella è una fiction, questa è la realtà, è una bellissima realtà. Le domando, sembra, vedendolo un po' da fuori, che la Campania sia, grazie alla società civile, sia dentro una nuova primavera, perché certo con gli aiuti di Fondazione per il Sud, con il Sud, di Invitalia, delle fondazioni, certo, di comunità, però, come dire, settimana scorsa si è inaugurato un parco a Caivano bellissimo, i quartieri spagnoli, la Fondazione fanno cose belle. Secondo lei, come dire, ci possiamo sperare? È veramente un movimento della società civile? Assolutamente, è una domanda molto frequente anche da chi ci vive a Napoli, nel senso che c'è una voglia di riscatto. Il caso famoso del Napoli che vince lo scudetto è stato qualcosa di... non è solo un evento, è un'esperienza di vita che i napoletani attendono da sempre. Per cui c'è una volontà di riscatto e anche rispetto, ad esempio vi faccio rispetto a quartieri come il Rione Sanità, ad esempio, che era molto conosciuto per la criminalità, la devianza, eccetera, eccetera. Adesso c'è questa volontà di cambiare, di collaborare per creare qualcosa di positivo per le generazioni future. Non lasciare spazio alla criminalità, ma lasciare spazio delle attività. Ma gli stessi commercianti ce la stanno mettendo tutta per poter cambiare il volto di Napoli e di quello che se ne dice all'esterno, perché ancora appare come qualcosa di molto...
come mi ha capito, insomma, Napoli è sempre in immaginare qualcosa di difficile, qualcosa di brutto, qualcosa da cui bisogna... Invece state dando un segno diverso, invertendo... È una cosa che viene anche dal popolo. Bene. Ha bisogno di volontà di riscatto, i nostri ragazzi del penale lo dimostrano, perché quando vengono a contatto con un'esperienza del genere dimostrano la voglia di voler darsi una seconda possibilità, quindi di credere che il loro destino non sia già segnato, ma ci sia una nuova strada. E complimenti allora a Danilo Venditto, Fondazione CED Regina Pacis, prego. Chiamo Io Do Una Mano ETS, James Segre. Spero di non aver storpiato il cognome. No, non lei. Segre all'italiana? Segre all'italiana. Oh, italianissimo, i miei genitori sono italianissimi. Un gran cognome comunque poi. Coordinatore del progetto, è uno dei soci fondatori, ci racconterà con un PowerPoint e poi con un video. Prego. Io, se non ti dispiace, sto in piedi, perché sono stato seduto tutto il pomeriggio, spero di non dar fastidio, ma almeno mi muovo un po' un attimo anch'io. Prego, prego. Io Do Una Mano è un'associazione che è nata giusto un paio di mesi prima del Covid, il che non ci ha aiutato assolutamente, ma ci ha senz'altro stimolato a trovare dei meccanismi di comunicazione diversa, anche per affrontare quelle che sono le problematiche di chi richiede il nostro supporto. La nostra vision è molto semplice: cercare di aiutare bambini, ragazzi, ragazze e anche adulti che hanno delle agenesie agli arti superiori, dando loro la possibilità di sviluppare delle altre capacità utilizzando quelli che sono gli ausili che noi andiamo a consegnare. Consegna gratuita, quindi facciamo tutto a livello gratuito, chiaramente supportato da fondi che andiamo a chiedere ai nostri sponsor. Siamo strutturati in maniera per cui il tipo di supporto che noi diamo l'abbiamo suddiviso in due. Uno, quella che vedete nella fotografia, quindi una serie di mani più o meno complete, più o meno accorciate o no, che sono rivolte principalmente a bambini e a bambine che sono in crescita. Dall'altra parte sono sempre degli ausili, ma noi li chiamiamo funzionali, e a breve vedremo un attimo come si comportano. Io Do Una Mano è parte di una community di volontari operanti in 100 paesi e con 20.000 volontari che si chiama Enable. Enable non è un capofila, l'unica cosa che dà come supporto è un open source database dove tutti noi che siamo parte di Enable possiamo andare a reperire quello che è stato fatto per cercare di trovare le soluzioni a seconda delle richieste che ci vengono date. Perché una protesi in plastica, e io dico anche possibilmente riciclata, il 95% della plastica che noi utilizziamo è plastica riciclata. Purtroppo non riusciamo a fare il 100% perché alcune delle richieste dei nostri bambini o delle nostre bambine sono di colori e di personalizzazioni. Il viola di qualche cartone animato magari non esiste in riciclata e bisogna andare a utilizzare la plastica normale, quindi cerchiamo di adattarci e di dare supporto anche dal punto di vista della plastica riciclata. Se un bambino inizia a 5 anni, cresce, dopo un anno e mezzo ha bisogno di un nuovo ausilio. Ha bisogno di un nuovo ausilio personalizzato. Noi abbiamo avuto il primo bambino che era un amante di Spider-Man. Un anno e mezzo dopo, quando abbiamo richiesto se ne voleva un altro, Spider-Man non era nessuno. Valentino Rossi e via col 46. Perché? Perché noi questi generi di ausili li diamo e cerchiamo di far capire al bambino che non gli diamo uno strumento per fare delle cose, perché vi assicuro che questi bambini 5, 6, 7, 8 anni sanno già fare tutto, perché si sono trovati il loro sistema e il loro meccanismo. Noi vogliamo soltanto fare in modo che, dandogli un ausilio durante la crescita, si abitui a fare determinate cose con una mano e un ausilio, e poi quando crescerà avrà la possibilità di avere un ausilio mioelettrico. Ausilio mioelettrico che ha dei costi notevoli e che durante la crescita ovviamente una famiglia anche benestante non può spendere 40.000 euro
per andare poi dopo 1 anno e mezzo a prendere questo ausilio. Non tutto è positivo, ci sono anche delle negatività su questo approccio e noi l'abbiamo sperimentato sulla nostra pelle. Il bambino che usa questo genere di ausilio lo utilizza per un certo periodo di tempo, ma siccome noi gli abbiamo fatto capire che è anche un gioco, è ovvio che nel momento in cui il gioco stufa, e i bambini non hanno una grande pazienza, questo ve lo posso assicurare, il gioco viene messo da parte. Però a noi va bene lo stesso, perché di solito parliamo con le famiglie e con le famiglie cerchiamo di fare in modo che quando vedono che il bambino ha questo genere di atteggiamento, cambiamo, ci chiamano, rinterveniamo noi, che poi alla fine della fiera siamo 2, 3, 4 persone che se ne occupano e cerchiamo qualcosa di nuovo. Ci sono chiaramente delle implicazioni fisiche e psicologiche. La mano mioelettrica è pesante. Da sola è riuscita a farsi chiedere un bicchiere del gelato, coppetta del gelato da una parte e il cucchiaino senza dover chiedere aiuto, o posizionare la coppetta in una posizione strana che lei aveva già imparato, quindi sono cose del genere. La tecnologia 3D è quella che ci aiuta, quello che vedete sono nient'altro che queste mani che possono essere utilizzate sia a livello di polso che a livello anche di gomito, e vengono utilizzate. Quindi usiamo la tecnologia, quindi la stampa 3D, per fare qualche cosa che ha a che fare con il mondo del sociale. E questa è la nostra bellezza. Come funzionano e come vengono prodotti, chiedo alla regia se per cortesia può far partire un breve filmato durante il quale vi scoccerò e vi seccherò, perché cercherò di parlarci sopra per guadagnare un po' di tempo. Spider-Man è un grande vincitore in questo. Di solito noi abbiamo le famiglie che ci contattano, ci scrivono, noi li contattiamo attraverso una call. Con questa call cerchiamo di capire quali sono le esigenze del bambino, della bambina o dell'adulto stesso. Incominciamo ad organizzare delle call online, sviluppiamo i primi prodotti, mandiamo un manuale perché abbiamo ovviamente bisogno di sapere anche noi dei dati per stampare. Qui subentra la tecnologia e con la tecnologia stampiamo queste mani e facciamo dei prototipi che di solito consegniamo in colore abbastanza neutro al bambino. Una volta definito esattamente quale sarà l'ausilio finale, allora subentra un'altra persona che con il bambino sviluppa quello che noi chiamiamo la personalizzazione, da Frozen a Spider-Man a Superman, e piegando il polso, come vedete, la mano si apre e si chiude. Ovviamente è una mano meccanica, non siamo in grado di dare una mano con cui possa sollevare 15-20 kg, stiamo consegnando questo. Qui ci sono alcuni dei nostri bambini, Filippo, che è uno degli ultimi, ha avuto modo di sperimentare ed è molto contento. Questo bambino è Diego, che è il primo bambino e mi ha creato dei problemi che voi non potete immaginare, perché noi siamo stati contattati dalla famiglia e Diego voleva andare in bicicletta, ma non riusciva ad andare in bicicletta. Gli abbiamo fatto la mano, gli abbiamo consegnato la mano, Diego ha preso la bici ed è partito. Risultato, il padre ci ha chiamato, anzi ha chiamato me e mi ha detto: James, basta. Ho detto: scusami, ma io pensavo di fare del bene. Sì, hai fatto del bene a lui, ma 20 km in bicicletta io non li avevo mai fatti e lui non voleva fermarsi. Quello per me, vi assicuro, io sono nel sociale da pochi anni, prima ero un manager, un amministratore delegato, un direttore e ristrutturavo aziende, quindi licenziavo gente e ne assumevo. Per me passare in questo mondo è stato un qualche cosa di molto particolare. Ho imparato che il sorriso di un bambino o di una bambina, ma anche di un ragazzo o una ragazza che fanno delle cose del genere, è quello che poi alla fine della fiera ti dà tutte le soddisfazioni che tu non puoi neanche immaginare. Da ultimo vi faccio scorrere velocemente alcune slide di ausili estetici. Abbiamo parlato delle funzioni specifiche. Quindi abbiamo fatto degli ausili che servono per mangiare, per scrivere, per andare in palestra, per suonare la chitarra, per nuotare,
soltanto anche per un dito che era venuto a mancare, quindi tutte delle variazioni di quello che è. Noi abbiamo sviluppato alcuni prototipi per la bicicletta, il prototipo numero 3 è di un signore che è il presidente dell'associazione Raggiungere, che racchiude un numero consistente di famiglie che hanno questo genere di problematiche, e un giorno mi ha chiamato e mi ha detto: senti, io avrei bisogno di un ausilio, un accrocchio, perché quando vado a fare la spesa voglio essere in grado di fare la spesa. Abbiamo sviluppato questo ausilio per lui, gli abbiamo consegnato l'ausilio. Io avevo dei grossi dubbi, ho detto: ma questo ha fatto la spesa per tutta la sua vita, adesso mi viene a chiedere questo? Ho scoperto poi 3-4 mesi dopo che aspettava un bambino, sua moglie aspettava un bambino e lui aveva bisogno di questo per spingere la carrozzina. Anche in questo caso è stata una cosa molto positiva e molto bella per noi. Sono tutti supporti e aiuti che noi diamo e cerchiamo di dare. Qui abbiamo fornito 2 ausili, una a una ragazza avrà avuto 34-35 anni, l'altra a una bambina per suonare la chitarra. All'ultima assemblea di Raggiungere, dove c'erano tutte e 2, abbiamo sentito tutte e 2 che facevano un concerto. Anche questo, vi assicuro, è stato un attimo di... Per fortuna che anche in quel caso, come in alcuni altri casi, avevo capito dove era la toilette e chiedevo: scusate, devo andare un attimo in bagno, scoppiavo a piangere, perché sono quelle sensazioni che qualcuno non... auguro a tutti di poterle provare, perché sono delle sensazioni molto molto belle. Qua ci sono alcuni dei nostri bambini, potrei parlare per mezz'ora di quello che noi stiamo facendo, sono un entusiasta di quello che sto facendo io e vi assicuro che siamo in pochi. Io ho 3 collaboratori che lavorano con me, ma che lavorano anche in altre aziende, che dedicano parte del loro tempo dal punto di vista tecnico per sviluppare nuove soluzioni. Io purtroppo sono quello che deve andare in giro col cappellino a raccogliere i fondi, perché purtroppo senza soldi non si fa più di tanto. Però devo dire che anche in questo caso le mie esperienze precedenti che mi hanno fatto conoscere delle persone piuttosto importanti, ho trovato delle porte aperte, soprattutto quando spieghi una cosa del genere. Io vi ringrazio della vostra attenzione, spero di non avervi annoiato tanto, siamo un po' diversi da quelli che sono le situazioni normali. Grazie. Complimenti James. Senta, però l'occasione di avere lei col suo background di manager e di avere una storia bellissima, tutta basata sull'innovazione, perché alla fine la stampante 3D ancora l'altro ieri senza di quella non si andava da nessuna parte. Sono sicuro che lei ha già pensato a come, se nel caso, l'intelligenza artificiale ci aiuterà con sviluppi come questi. Hai pescato forse la persona sbagliata, perché io con l'intelligenza artificiale sono un tecnico, ma non ho un grosso amore. Non perché non penso che sia un'innovazione, perché è un'innovazione fantastica. Il mio timore, ma questo è il mio timore personale, è che è anche uno strumento molto pericoloso e se non viene gestito nella maniera giusta è a rischio di creare numerosi problemi. Ciò detto, è ovvio che l'intelligenza artificiale potrà aiutarci a sviluppare questi ausili, anche se devo dire non ne sono molto convinto per un motivo molto semplice. Tutte le cose che noi stiamo facendo per risolvere i problemi sono sviluppate da persone che conosco, da queste persone che sono dei creativi, e l'intelligenza artificiale e la creatività non vanno molto d'accordo. Quindi io rispetto ancora la creatività dell'essere umano come un qualche cosa per fare degli ausili che, ripeto, non sono medici, sono soltanto degli ausili in plastica, anche se adesso con le nuove stampanti d'argilla stiamo incominciando a pensare a delle cose diverse. Quindi ovviamente per noi che viviamo nel mondo della tecnologia, la tecnologia è fondamentale. Bisogna saperla usare bene, perché sennò può essere molto pericolosa. Grazie Grazie James a voi. Segre. Io do una mano ETS, prego. Grazie. L'ultima delle nostre associazioni oggi è Le Rondini, associazione ODV, Franca Boi, prego, presidente. Loro fanno una cosa fantastica, ora ce la racconterà, ho letto la scheda e mi sono... Allora, buonasera. Come per le altre, perché posso dire, sono tutti
davvero bravi a chi vi ha selezionato, perché sono tutti ferriani, fra virgolette, perché si vede proprio l'idea del far bene e il bene, no? Prego, Presidente Boi. Buonasera a tutti. Non vi dico da dove arrivo perché probabilmente dalla cadenza si sente. Sono onorata di essere qua e di aver partecipato a questo progetto. Non ho preparato tante slide, ho preparato un video perché per me le immagini sono importanti in questa storia. Perché questo progetto nasce dalla mia storia personale, la nostra storia personale. È un progetto che riguarda il malato di SLA, sclerosi laterale amiotrofica, che è una patologia che incide in modo importante nella nostra regione. Io avevo mio padre e quindi facevo altro nella mia vita, facevo l'amministrazione della ditta mia e di mio marito, ma quando accade questa cosa a mio padre mi ritrovai insieme a un gruppo di persone nel reparto di rianimazione che avevano la mia stessa problematica e allora decidiamo di fondare questa associazione per sostenerci a vicenda, non capendo probabilmente qual era poi l'evoluzione di questa malattia, una malattia che poi ti riduce a non poter parlare, a non poter respirare autonomamente e a non poter nutrirsi autonomamente. La prima domanda che feci al medico è questa: cosa posso fare? E lui mi rispose: puoi solo spostare le lancette. Quindi da lì nasce l'idea di regalare un sogno ai nostri cari, che era quello di poter andare al mare, perché noi in Sardegna abbiamo un bellissimo mare. Era un po' problematico portare una persona ventilata meccanicamente al mare, ma ci siamo riusciti. Nasce così il primo e ahimè ancora oggi unico stabilimento in Sardegna che accoglie il ventilato meccanicamente. Questo progetto nasce per accontentare e regalare un sogno ai nostri cari, ma poi negli anni, nasce nel 2018 e negli anni diventa poi una meta per tantissime persone con disabilità gravissime e con tanti altri tipi di disabilità. Ci siamo organizzati in modo da rendere il mare accessibile a tutti. Per noi questo è un grosso progetto di innovazione, ma soprattutto ha aperto le porte nella nostra zona a quello che è il turismo accessibile. La nostra associazione fondamentalmente è costituita semplicemente da tantissimi volontari. Abbiamo messo a nostra disposizione l'esperienza e la formazione che abbiamo avuto per gestire una malattia così grave, quindi formiamo anche tantissime persone alla gestione di un paziente gravissimo in casa, perché la Regione Sardegna è una di quelle poche regioni che permette l'ospedalizzazione a domicilio, aiutando poi la famiglia anche sotto l'aspetto economico, che poi a sua volta dona a noi per regalare una giornata e un sogno a queste persone. Detto questo, posso anche parlare di numeri, nel senso che nel 2018 nasce questa esperienza con 303 presenze all'interno dello stabilimento, che è posizionato nell'isola di Sant'Antio con una spiaggia molto carina, e arriva al 2022 con 1200 presenze provenienti da tutta Italia e addirittura dall'estero. L'anno scorso infatti abbiamo replicato la realtà in un'altra delle nostre belle spiagge al centro della Sardegna, in modo da dare l'opportunità a tutti quanti di partecipare. È sorretta completamente da volontari e quindi diciamo che il nostro voler donare un sorriso e poi è diventato un grande progetto nella nostra regione. Io mostrerei le immagini. Prego, regia. Un giorno troverai la parola chiave per guardare altrove, mai dire mai, così scoprirai che si può restare
a galla sopra un fiume che va verso il mare, che se vuoi è il posto che non hai. Come un'isola sarà la nostra casa, la libertà sarà come nel cielo una nuvola, volare per davvero nell'immensità. Sono piccoli pensieri, sono solo desideri, mai dire mai, così scoprirai che puoi tirare fuori dal buio 1000 colori, dipingere poi il quadro della vita, si può fare nel cielo con una linea infinita che va verso il mare, che se vuoi è il posto che non hai. Ognuno a modo suo sa nuotare, poi distesi a galla il mondo apparirà. Come un'isola sarà la nostra casa, la libertà sarà come nel cielo una nuvola, toccare davvero l'immensità. Ti aspetterò, perché sei tu che porti il sole. Questo è un altro progetto che abbiamo inaugurato, perché è vero il mare, però non sapevamo cosa fare d'inverno e quindi abbiamo creato questa casa completamente domotica dove favoriamo l'inclusione fra loro, perché altrimenti con chi parlerebbero. E allora vedete qua 2 pazienti affetti da SLA comunicano attraverso il puntatore oculare e hanno dei luoghi di incontro anche d'inverno. Questa è una piccola storia che dedico a te che nella memoria resterai grande. Sai che mi rimarrai in testa e non so perché, se è proprio per la mia testa che sto senza te. Mia piccola storia, vorrei sapere dal tempo, perché noi due così poco, così non ha senso. E dire qualcosa, so di non essere più in tempo. Tu piccola storia sarai grande in eterno. Complimenti davvero. Tra l'altro la Sardegna ha una vitalità e anche una fecondità di iniziative. Io per esempio conosco Antonio Pinna che sulla SLA ha fatto tante cose, l'abbiamo intervistato più volte, che è dall'altra parte della Sardegna, ma le volevo chiedere, io ho visto da queste immagini belle, tra l'altro avete visto come comunicano bene ognuna di queste realtà, immagini struggenti, una partecipazione corale, tanta gente nei lavori, anche ho visto suo marito che salutiamo, sì, che ha questo merito di affiancarla. Quanto è stato importante coinvolgere quanto più la vostra comunità? È stato davvero tanto importante. Oggi l'associazione conta più di 80 volontari, quindi a parte l'integrazione, perché comunque portare queste persone in uno stabilimento balneare o in spiaggia dove ci sono comunque persone normodotate, per noi è stato vincere, perché abbiamo avvicinato queste persone a una realtà che magari nessuno conosceva o comunque evitava. Quindi anche la vita dell'associazione può reggersi grazie a tutte queste persone che si avvicinano ogni giorno. Complimenti. Grazie. Davvero, Presidente. Grazie. Franca Boy, si accomodi pure. E a questo punto chiamerei il Presidente Giovanni Basoli a accomodarsi sul podio per aiutarci, Presidente, a tirare un po' le conclusioni, prima di passare all'assegnazione. Prego, Presidente.
buonasera. A 7 anni dalla nascita, il premio intitolato ad Angelo Ferro è entrato in una fase che definirei istituzionale. Ma prima di procedere, consentitemi un'osservazione preliminare che mi è suggerita dalle circostanze di questi giorni. Cioè, prima di tutto, voglio richiamare l'attenzione sulla proprio intitolazione di questo premio. Ricordare il professor Angelo Ferro è, a mio avviso, infatti prezioso, perché serve appunto a tirare davanti all'opinione pubblica e soprattutto ai giovani la figura ideale di un imprenditore sociale, cioè di un operatore che impegna la sua vita, le sue qualità innovative, la sua capacità realizzativa al servizio degli altri, cioè al servizio della comunità, e non al fine assorbente di profitti e di gratificazioni personali. Dico questo perché la scelta dei modelli da proporre in via mediatica è un problema fondamentale di educazione civica. Questo premio, dicevo, è ormai una realtà riconosciuta e attesa in ambito nazionale, come dimostrano le numerosissime candidature pervenute da tutte le regioni d'Italia. Per tutti noi, e per me in particolare, è un osservatorio su quanto il nostro terzo settore sperimenta e sviluppa in tutte le regioni del Paese, comprese quelle che sembrerebbero avere meno bisogno della sussidiarietà, data la loro maggiore ricchezza e la consistenza del welfare pubblico. Eppure, la vivacità, dobbiamo riconoscere, dell'iniziativa civile associata al Nord, che è testimoniata dal fatto che 4 organizzazioni settentrionali in questa cinquina finale si sono segnalate, non giustifica che si parli di una sorta di genius loci. Sembra piuttosto, a mio avviso, la conferma del fatto che i territori più ricchi sono anche quelli dove l'impoverimento ha colpito a fondo, soprattutto nelle città e nelle metropoli. Il primo rapporto disuguaglianze appena pubblicato dalla Fondazione Cariplo lo conferma in pieno. Abbiamo visto che molte delle iniziative che abbiamo esaminato e abbiamo selezionato sono destinate alle fasce di popolazioni che più faticano a raggiungere le condizioni di una piena cittadinanza, cioè l'accesso alla salute, all'istruzione, al lavoro. Da questo punto di vista sembrerebbe di potersi dire che il terzo settore è un agente di perequazione, un fattore di perequazione, in quanto interviene laddove non sono garantiti i diritti costituzionali e perché sa trovare le soluzioni, per così dire, creative, come è nella natura degli italiani che intraprendono. E da questo punto di vista dico tra parentesi che in tempi di richiami che sono pienamente giustificati al valore del Made in Italy,
non ci si dovrebbe dimenticare di questo aspetto, che è del tutto coerente con le caratteristiche del nostro sistema produttivo e che costituisce un unicum riconosciuto in tutto il mondo. Ma torno al tema della perequazione. Nel considerare le tante proposte dei candidati di quest'anno, ispirati dalla ricucitura, possiamo definirla così, ricucitura sociale, occorre andare, a mio avviso, oltre l'apprezzamento meritatissimo per chi le conduce, che abbiamo orora sentito, per chiedersi se la Costituzione, la nostra Costituzione, intenda davvero questo, là dove fa riferimento al valore della sussidiarietà. La domanda cioè che mi viene spontanea e che voglio manifestare qui pubblicamente, e qui in certo senso sfiorando temi che sono stati trattati, accennati in precedenza da Vecchiato, è la seguente. Il nostro terzo settore, che è pulsante di iniziative e di valori civili praticati, è libero, è veramente libero di partecipare al miglioramento delle condizioni dei cittadini, o non è piuttosto vero che è costretto a farlo, perché l'intervento pubblico che si è ridotto vistosamente in settori come i servizi sociali, l'istruzione, la cultura, questo servizio pubblico lascia sul campo sempre maggiori disuguaglianze, sottraendo così futuro alle nuove generazioni. Le vicende della pandemia, nelle quali il terzo settore ha avuto un ruolo da protagonista, sono state effettivamente quasi un momento risarcitorio di riconoscimento e di celebrazione. Pochi però sanno, ecco un dato che ci è consegnato dalla nostra banca prossima, che le organizzazioni non profit hanno subito una discriminazione pesante nell'accesso ai ristori, troppo tardi, con troppe incertezze, con troppa burocrazia. Ci è voluto un anno perché l'accesso alle misure di sostegno si normalizzasse parzialmente, ma nel frattempo le organizzazioni hanno dovuto pensare a come conciliare sopravvivenza e continuità dei servizi erogati. Un Paese che produce un'iniziativa civile così diffusa e di qualità. In Italia si contano 330.000 organizzazioni con 6 milioni e mezzo di operatori e volontari. Non può questo Paese mortificare questa capacità di organizzazione, riducendola ad una condizione di libertà condizionata e di sudditanza, quasi come un braccio terzo e perciò il braccio più debole del sistema. Ecco dunque una suggestione per il futuro del nostro premio, nello spirito che fu di Angelo Ferro. Io credo che dobbiamo realmente concentrare l'attenzione sui fattori endogeni che rendono marginale il nostro formidabile terzo settore. Parlo cioè della resistenza a mettersi in rete per realizzare una maggiore efficienza. Parlo dell'insufficiente rinnovo generazionale, parlo dei rapporti ancora sporadici con le imprese for profit, della sudditanza infine verso la pubblica amministrazione. L'Italia è ricca di esperienze virtuose che dimostrano la possibilità di superare questi limiti. Concludo appunto dicendo che ecco che allora il nostro premio
raggiunto già oggi da un più che apprezzabile livello di notorietà, potrebbe forse evolvere da una fase, per così dire, antologica a una fase monografica, cioè focalizzandosi a ogni edizione su un singolo traguardo. Così potrebbe diventare un punto di riferimento imprescindibile per l'evoluzione stessa in generale del terzo settore. Grazie. Presidente, di questo discorso alto a cui in passato anche ci ha abituato e la ringraziamo. Chiamo qui con noi il dottor Saro, il presidente Vecchiato e la dottoressa Balbo. Prego, ci mettiamo qua al centro così espletiamo questo momento tanto atteso della proclamazione del vincitore. Il presidente Vecchiato ci raggiunge. Venga di qua, Presidente, che almeno... Allora, credo che arrivi una busta per il Presidente Bazoli. Ecco, Presidente. Sì? Le tengo il microfono così può leggere. Grazie. Allora, proclamo il vincitore, l'associazione Le Rondini. Prego, ci raggiunga qui in mezzo la Presidente Boi e qui siamo un po' televisivi, le chiediamo di dirci qualcosa a caldo. Grazie. Scusate l'emozione, grazie. Grazie a tutti. E grazie anche di questa commozione. È stupendo. Sì. No, ma tanto non... Grandi, bravi. Ce la fa ridire qualcosa? No, è presto. E allora proseguiamo con i giusti riconoscimenti. Ah, questa è la targa del vincitore. Questa però la deve solo aprire, Presidente. Perché facciamo una foto con lei premiata. Venga più vicino, Presidente, così. Eccola là. Stringetevi. Bene, importante momento giustamente anche dei colleghi della stampa e adesso arrivano le targhe per gli altri 4 meritori concorrenti di questa finale e li chiamiamo ognuno dei nostri giurati consegnerà un premio, quindi vi prego intanto di dare le targhe ai 4 giurati, prego. E chiamiamo tutti voi che avete raccontato storie bellissime. Ecco, comincia il nostro amico. Prego, il presidente, anzi il segretario, il fondo. Ah, sono già nominativi, questo è una grave mancanza del moderatore, chiedo scusa. Grazie. Quindi Oasis dal presidente Bazoli, stia lì che poi... E allora, da qua, Ced Regina Pacis, dal segretario generale, dottor Saro, stia lì, poi abbiamo... Io do una mano ETS, James Segre, dalla dottoressa Valbo, e rimane accanto. Quindi manca bambini e autismo qui dal presidente Vecchiato. E a questo punto siete già in posizione per la foto finale, a cui mi tolgo perché il merito è veramente
di Fondazione Cariparo, Fondazione Zancan e di queste 5 splendide realtà che veramente onorano la memoria di Angelo Ferro. Dalla regia mi dicono se la Presidente Boi vuole riprovarci, ora è più serena. Io le tengo la targa. Sì. Non mi aspettavo sicuramente di vincere il premio, ma il mio orgoglio era venire qua e portare questo progetto, un po' perché è un progetto sentito personalmente, ma perché è un progetto che sta regalando tante cose alle persone con questo tipo di disabilità e non solo. Quindi io veramente vi ringrazio per aver scelto questo progetto. Quello che posso dire è che sicuramente continueremo su questa strada, perché ci siamo messi a disposizione della comunità e continueremo a farlo anche come voleva Angelo Ferro. Cercheremo di seguire le orme del suo buon insegnamento. Grazie. Complimenti davvero. Ecco. E allora abbiamo davvero concluso. Anzi, c'è un piccolo ritardo nella tabella di marcia, ma siamo in un luogo accademico, quindi il quarto d'ora ce lo siamo presi. Io la faccio brevissima, dico che davvero oggi non solo abbiamo onorato la memoria di Angelo Ferro, ma abbiamo onorato questo luogo, il Bo, perché davvero queste sono state storie di cultura, di innovazione e di sapere. E l'aggettivo che ha usato Giovanni Basoli, civile più spesso, è quello che raccoglie tutte queste grandi virtù. Grazie a tutti voi per l'ascolto. Grazie.